21 milioni per Viacqua e 8 milioni per Acque Venete le richieste di risarcimenti presentate tramite l'avvocato Angelo Merlin dalle società di servizio idrico che insieme servono 174 comuni tra Vicenza, Padova, Rovigo, Verona e Venezia. Istanze che fanno salire il monte risarcimenti delle parti civili, alcune delle quali devono ancora esprimersi, nel processo in corso in Corte d'Assise a Vicenza sull'inquinamento da PFAS ad oltre 200 milioni di euro. L'avvocato Merlin, oltre ad elencare gli interventi messi in campo negli anni dai gestori per assicurare acqua priva di FAS, ha posto l'accento sull'ampiezza della contaminazione delle acque sotterranee e le ricadute per le future generazioni. Qui è stato danneggiato irreparabilmente il bene acqua, che è un bene non mio, suo o dei nostri amici che si stanno sentendo, ma è un bene di tutti. E il danneggiamento irreparabile ovviamente non è più ripristinabile, i soldi sono solo una componente, ma certamente non riusciranno a risarcire questo danno ambientale. È giusto che non solo si paghi per le spese che hanno sostenuto le società pubbliche, ma anche per le spese di bonifica e ripristino della risorsa, come è giusto e corretto che sia, anche davanti a tutti i cittadini. La prossima settimana sarà la volta delle requisitorie degli avvocati che rappresentano le mamme no PFAS nel processo, la cui sentenza è attesa per la tarda primavera di quest'anno. Lo scorso 13 febbraio i pubblici ministeri hanno formulato richieste di pena per 9 dei 15 imputati, di 121 anni e 6 mesi complessivi, per gli ex vertici delle società che si sono susseguite negli anni nel controllo dello stabilimento Miteni di Trissino, accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari.